Buonasera, rieccoci, una seconda puntata di questa rubrica Mestre Multiculturale e come promesso questa sera ci saranno due ospiti, Tamina e Prince, e l'argomento sarà centrato sul gruppo, sulla comunità più numerosa in questa città, in particolare a Mestre Marghera, e che ha segnato anche il cambiamento di questa città, ha accompagnato questa città nei suoi ultimi 20 anni. E per questo Prince e Tamina, che fanno parte di questo gruppo nazionale, che sono nati in Bangladesh, ci parleranno di questa comunità, ci parleranno del loro gruppo di riferimento, dove sono cresciuti, e cercheremo di capire alcune cose, anche luoghi comuni rispetto a questo gruppo. Beh, intanto io chiedo a Prince come mai le persone del Bangladesh hanno scelto Mestre. È un caso? Ci sono delle ragioni particolari? Sappiamo che attualmente le persone, diciamo, con la nazionalità bangladese sono 7.500 residenti alla fine dell'anno 2021 circa, quindi residenti, e sono arrivati a questo numero in almeno 20 anni di residenza qui, di arrivi, di cambiamenti, di ritorni. Ecco, c'è qualche ragione secondo te, Prince, per cui sia stata scelta Mestre, che è uno dei centri dove è maggiormente presente la popolazione, diciamo, migrante del Bangladesh? Sì, la causa principale è il lavoro. Quando una persona viene in Italia, principalmente viene in Italia perché deve lavorare, deve migliorare la sua situazione economica. Quindi inizialmente comunque chi fa la tratta tipo Libia, per Nord Africa, inizialmente comunque viene verso Sicilia o comunque verso Sud Italia. Dopodiché un po' alla volta, come noi ben sappiamo, in Sud Italia il lavoro non è che ci sia tanto lavoro, quindi un po' alla volta fanno qualche lavoretto, poi un po' alla volta da Napoli, dalla Sicilia, cominciano ad andare verso su, vanno verso Roma. Roma è abbastanza è saturo come posto, e quindi vanno un po' più nord e quindi vengono verso nord Italia e principalmente verso Marghera Mestre, perché ci sono due fonti di lavoro che sono due fonti molto importanti, che è la ristorazione e il turismo che c'è a Venezia, e il secondo campo è la Fincantieri. E quindi alla Fincantieri c'è la maggior parte dei dipendenti, dei lavoratori provengono dal Bangladesh, e anche a Venezia comunque una buona parte dei lavoratori comunque provengono dal Bangladesh, quindi sì. Il lavoro principale comunque è la Fincantieri e la ristorazione e il turismo di Venezia. Poi ci sono anche piccole fabbriche, zone industriali, ma comunque è la minoranza. Quindi la ragione principale è l'attrazione per motivi di lavoro. Assolutamente sì. Non ho detto, e lo diciamo adesso, è sera, siamo in aprile, ma sia Prince che Tamina hanno mangiato più tardi oggi perché hanno fatto il Ramadan. Ricordo anche che avevamo un terzo ospite, che è Alia Fai, che non è presente, e questo è un segno anche, no, della dinamica della comunità Bangla, perché è consigliere di quartiere, consigliere di municipalità qui a Mestre, e ha un incontro appunto istituzionale, lo vedremo un'altra volta. Ecco, quindi motivi di lavoro. Abbiamo anche detto, e l'hai detto tu, che ci sono dei centri di riferimento, quindi Roma per esempio è il grande centro da cui tutti più o meno passano e poi si diffondono in tutta Italia e cercano altre nicchie di lavoro e altre opportunità di lavoro. Ma diciamo anche due parole del Bangladesh. Il Bangladesh ha 160 milioni di abitanti, forse anche di più adesso, e ha un'estensione che è un terzo dell'Italia. Quindi la gente, se vuole trovare lavoro, se vuole anche fare un qualche miglioramento nella sua vita, è quasi costretta ad andarsene. Sì, purtroppo sì, perché l'economia del Bangladesh è principalmente concentrata nel capitale, che è Dhaka, e comunque nel porto, che è Chittagong. Il resto del Bangladesh non è industrializzato,
se parliamo già di 20 anni fa, Bangladesh era un paese comunque dove la maggior parte delle persone non arrivavano neanche a fine giornata, quindi facevano fatica proprio a trovare il cibo per mangiare giorno per giorno. Adesso con l'industria tessile e con altri tipi di industrie che si sono sviluppati riescono comunque ad avere un lavoro e a sopravvivere comunque. Rispetto a 20 anni fa è migliorato molto, però comunque non a quel livello che una persona può stabilizzarsi, cioè non c'è posto per tutti, quindi un po' alla volta le persone comunque tendono ad andare all'estero. E la migrazione in Bangladesh è considerata una sofferenza, un privilegio o una necessità, secondo te? E secondo me è un privilegio e una necessità, anzi è una necessità e poi se hai privilegio allora vai, quindi, perché economicamente è un costo, quindi non è detto che comunque sotto la parte povera migra, perché comunque per fare un viaggio hai bisogno, economicamente devi avere comunque un minimo. Tantissime persone non hanno niente, quindi si indebitano vendendo oppure mettendo in impegno i beni che hanno e vengono in Italia e poi si sdebitano col tempo comunque, sì. Ecco, quindi non è che le persone poverissime del Bangladesh riescono a venire in Italia, sono assolutamente sempre persone di uno strato medio, diciamo, sì. No? Della popolazione. Sì. Benissimo, e qual è la vita quotidiana che si fa qui a Mestre, una famiglia tipo o un lavoratore tipo del Bangladesh? È cambiato molto, tanti anni fa purtroppo la vita di un cittadino bengalese era alla Fincantieri e casa, se avevano un po' di tempo si vedevano con gli amici e passavano tempo. Adesso è migliorato molto perché le generazioni sono cambiate, il stile di vita è cambiato, quindi tempo fa quasi nessuno aveva la macchina, quindi principalmente era bloccato, quindi era senza le gambe, quindi adesso le persone stanno iniziando a fare la patente, si stanno muovendo, quindi adesso la vita si sta migliorando molto, quindi una famiglia tipica di solito la moglie sta a casa che pensa ai bisogni della famiglia e poi verso il weekend fanno i giri nei centri commerciali come tutte le famiglie italiane. Ovvio che comunque bisogna ancora migliorare molto, si migliorerà molto, però un po' alla volta è già migliorato e cercheremo comunque di portare a un buon risultato. Bene, allora passiamo proprio a Tamina su questo argomento qui, no? Le donne sono un terzo del numero delle persone del Bangladesh e come vivono le donne del Bangladesh qui a Mestre? Cosa ci puoi dire? Tu le conosci? Sì, certo, certamente lo conosco. Diciamo, io sono qui in Italia da 2009, però le cose, come ha detto Prince, ha cambiato molto, ma molto. Rispetto a prima, le donne che cucinavano o accudivano i bambini o pulivano la casa, però attualmente le donne stanno impegnando di, diciamo, andare a scuola, imparare l'italiano. Che vanno a lavorare anche? Anche vanno a lavorare e non è detto che, diciamo, le donne sì che sta sviluppando di loro attività Sì. e di uscire dalla casa, sta studiando, sta facendo io direi che un gigante passo che ha fatto le donne, però sono pochi, ok? Devono ancora migliorare, diciamo, e soprattutto in questo momento ho visto una notizia del giornale, diciamo nel 2022, che ha avuto il matrimonio precoce. Io ribadisco questa cosa tantissimo, perché le donne hanno una maggior risorsa che bisogna sempre sostenuta anche da famiglia, perché le donne che vengono qui lasciano in Bangladesh è molto diversa dall'Italia, diciamo, lingua è diversa, la cultura è diversa, la tradizione è diversa, quindi arriviamo in cui che veramente le donne rimangono soli, gli uomini più o meno, cioè grazie che loro escono alla modalità di comunicare con altre persone, invece le donne rimangono lì. È maggior problema in questo momento la lingua, perché se non sanno la lingua non possono comunicare con le altre persone, anche i loro bisogni. Cioè se una donna sta male a casa ma marito non ce n'è,
e deve chiamare un ospedale o l'ambulanza, troveranno in difficoltà, giusto? Quindi questa E le cosa... donne studiano l'italiano, imparano, vanno ai corsi, ci sono sufficienti corsi? Cosa No. pensi tu? No, non ci sono. E poi direi che anche alcune donne, non posso dire che gli uomini non danno mano per le loro proprie donne, che non dicono che vogliono andare al corso di italiano, invece le donne proprio vogliono stare a casa. Cercano di trovare la loro comodità. Purtroppo ci sono delle donne, sto bene, non ho bisogno che impari l'italiano, io sto bene proprio a casa. E poi loro non sono informate, nel senso dove sta facendo i propri corsi e a chi coinvolgere e l'orientamento in Italia, quindi questa cosa secondo me dovrebbe essere ancora più globalizzato, non soltanto perché il Comune di Venezia sta facendo corsi per le donne, basta, finisce lì. Secondo me doveva un po' comunicare di più in maniera tale, non tra italiani o tra comune o di istruzionale della scuola. Ecco, tutto Ci qui. sono anche ragazze che studiano però, che vanno all'università? Eh sì, ci sono. Sì, sì, sì. Ci sono delle ragazze che vanno all'università, ma sono poche Poche. e rare. Con cose rare non possiamo tenere esempi, per esempio, però possiamo dire che le cose veramente sono cambiate. E grazie perché nuove generazioni come Prince, perché vedo prima volta... Anche tu sei una nuova generazione, no? Oddio, io non sono cresciuta qui, ripeto, io sono stata la maggior parte della mia vita in Bangladesh, dal 2009 sono qui, ma io ho fatto molta difficoltà con imparare l'italiano, soprattutto perché ad oggi sto imparando, perché non è facile la lingua italiana, direi. Ecco, quindi io direi che questa generazione, anche soprattutto per le ragazze, che io non vorrei vedere sempre queste notizie che le donne, soprattutto le ragazze che sono nuove generazioni, cioè veramente possano essere un frutto dei cambiamenti in cui deve avere un stimolo di fare l'università. E va bene, io adesso tipo chiamo delle ragazze, sai che ho visto una ragazza appena finito l'università e l'architetto oppure un medico, ci sono poche, però almeno posso dire che sono cambiate le cose, per cui sì. Bene. Prince, vuoi aggiungere qualcosa sui giovani? Assolutamente sì, io sono molto contento dei giovani e credo fortemente in un cambiamento che sta avvenendo e credo che comunque è nostro compito quello di coinvolgere i giovani. Io sono un giovane, però non è neanche tanto, ho 29 anni, quindi per i bengalesi, per loro... Non sei 80 anni almeno, dai. E quindi sì, io sto cercando anche di fare dei progetti, dei eventi per valorizzare prima di tutto i giovani, perché purtroppo i giovani spesso e volentieri vengono abbandonati, non hanno nessuno che li segue, a volte si lasciano influenzare dalle cattive abitudini, dalle cattive compagnie, quindi per questo motivo tu come ben sai abbiamo anche un'associazione, no? Con la quale stiamo organizzando dei eventi e sono anche in contatto con il Comune di Venezia per fare dei eventi in via Piave, anche per valorizzare quei posti che sono un po' lasciati a se stessi, quindi sto cercando di coinvolgere, perché se noi in primis non facciamo qualcosa per loro è normale che si perdono. E poi il discorso delle donne, se posso aggiungere qualcosa, se mi permetti, è un discorso molto delicato. Perché le donne sono in questa situazione? Perché fino adesso io ho visto che non ci sono abbastanza progetti, non ci sono abbastanza iniziative, perché se il Comune di Venezia fa un corso, qualcosa, non lo pubblicizzano a quei livelli. Poi c'è anche un po' di diciamo pigrizia dalle persone della comunità, però c'è anche molto poca informazione. Quindi anche per questo, visto che adesso c'è la regione che si è attivata a fare dei corsi, che faranno dei corsi delle cose un po' più avanti. E quindi anche questa cosa delle donne che sono un po' lasciate a se stesse è una cosa molto, molto grave, secondo me, che bisogna un po' alla volta farli uscire, farli vedere il mondo. E come ha detto lei, la prima cosa è la comunicazione. Se non c'è comunicazione, non c'è dialogo, è inutile. Se io esco fuori, non capisco niente di quello che c'ho intorno, dopo
una giornata non esco più perché non so dire una parola, non so fare niente e quindi quel mondo, quella società, quella realtà non mi appartiene perché non capisco niente. Quindi la prima cosa, secondo me, è la comunicazione. Ok. E aggiungo una cosa, che avremo una serata dedicata alle donne, No, ci bello. sarà anche una donna nel Bangladesh e quindi dirà anche la sua, e avremo una serata dedicata esplicitamente ai temi delle donne, quindi riprenderemo questo tema. Sui corsi di italiano è interessante quello che dite, cioè una maggiore comunicazione. Tenete conto, visto che io in qualche modo c'ero, che molti corsi sono stati fatti e il Comune di Venezia o l'area di Venezia è anche molto diversa dalle altre. Io mi ricordo una cosa fatta pochi anni fa, ma che si sta facendo, che si chiamava i corsi di italiano di prossimità. Qualcuno a Mestre li avrà visti nei parchi e quindi invece che le persone andassero ai corsi con qualche fatica, i corsi sono stati portati dove vanno le persone, quindi anche al parco, quindi anche in alcuni ambulatori, quindi trovare anche in maniera molto creativa delle forme di avvicinamento e di comunicazione, come dite voi. Un'altra cosa, delle domande così un po', ma è vero che i bangladeshi stanno sempre tra loro stessi e si frequentano solo tra di loro oppure no? Assolutamente no, perché l'esempio in persona sono io. Ecco. Io sono cresciuto in un ambiente dove erano albanesi, romeni, italiani, moldavi, marocchini, tutte le nazionalità, quindi non è vero, è un'immaginazione che si distorta. sì, distorta. Se mi parli di 30 anni fa, sì, perché 30 anni fa, tipo mio padre, lui veniva qua, non sapeva neanche una H in italiano, quindi come faceva a comunicare? Quindi c'era sempre il problema della comunicazione, quindi si trovava meglio con un bengalese perché almeno riusciva a comunicare, perché tutti hanno bisogno della comunicazione, perché quando una persona comunica con l'altra persona, la vita sociale è importantissima, quindi la comunicazione non c'era perché una persona che veniva qua lavorava e poi si trovava con i loro compaesani, però adesso come adesso le cose sono cambiate. Tu dici che è un problema soprattutto di lingua. Sì, tempo fa, sì, adesso è migliorato Meno. molto perché Ok. tutti i giovani comunque si frequentano con l'italiano eccetera. Bene. Poi bisogna comunque creare quell'ambiente, è anche il nostro compito di noi un po' più anziani, diciamo, Giovani anziani di coinvolgere, sì. Tu cosa pensi, Termina? Sì, frequenti solo Bangladesh tu? Oddio, se parlo di me, io direi di No, no. ecco. Direi di no, però gradisco quando i primi tempi che mi sono arrivata in Italia, cioè mi piacerebbe di parlare con uno del Bangladesh, Sì. perché capivo meglio, Certo. perché non un italiano, tipo qualcuno una volta quando sono arrivata in Italia mi ha detto ciao, io guardavo, ciao significa anche il nostro paese, guardamela, quindi io guardavo lì, perché non conoscendo la mia ignoranza, mi guardavo lì e lui mi dice cosa vuoi? Allora, e quindi detto questo, Malintesi, quindi malintesi, anche nella lingua. sì, anche il gesticolo, diciamo tutti i gesti, il modo di parlare, il modo di pensare, tutto. Quindi è vero, stanno tra di loro, però c'è perché, come diceva lui, c'è un ostacolo, una barriera, la lingua. Mhm. Ok? Una persona quando arriva al primo momento in Italia non ha un documento, il permesso di soggiorno, oppure non ha un lavoro, quindi non permette di trovare un contratto abitativo, di poter spendere i soldi. Quindi cosa fanno? Loro mettono tra di loro accordo, è un aiuto, nessuno piacerebbe stare tra di loro solo, nemmeno io. È un sacrificio, credo, per anche di esplicitare la propria privacy. Quindi stare tra di loro aiutano, diciamo, a migliorare anche un punto di vista e migrazione. Sì. Quindi il fatto per esempio di abitare insieme nello stesso appartamento non è culturale. No, è necessità. È necessità. Sì.
Ecco, diciamolo chiaro che così Sì, nessuno esatto, perché è difficile. fraintende. Esatto, è difficile veramente quando una persona arriva senza un appoggio, tipo se io non parlo italiano non posso comunicare con voi. È fondamentale che qualcuno dia una mano. Allora cosa faccio? A quel momento io attacco con un bengalese che mi capisce, giusto? Non un italiano che non mi capirebbe. Ecco, è un stereotipo. Chiariamo appunto anche queste rappresentazioni un po' particolari. Veniamo a un discorso che vi accomuna tutte e due. Come giudicate la scuola italiana? Entrambi l'avete fatta, no? Sì. Non so se l'avete fatta anche in Bangladesh o se l'avete fatta solo in Italia. Cosa dite della scuola italiana? Qual è stata la vostra esperienza che, se volete, potete generalizzare? Cosa si pensa della scuola? Che Vai. Vado io prima. Allora, io ho fatto sia la scuola diurna, quindi ho fatto e poi ho fatto quella serale, quindi conosco entrambi. Allora, la scuola diurna secondo me superiori, sì, diurna, superiori. Secondo me è una buona istruzione comunque quella che c'è in Italia, anzi a volte c'è questo pregiudizio verso l'Italia che le scuole, le università italiane non sono a livelli quelli che ci sta in Inghilterra o che ci sta in un altro paese. Secondo me è solo è un'opinione e basta, perché io ritengo comunque che io ho avuto dei miei compagni che hanno continuato il loro percorso scolastico e sono arrivati a diventare anche dei professori e anche dei ricercatori, quindi l'istruzione italiana secondo me è una buona istruzione, poi dipende sempre dall'alunno che percorso vuole fare, se si vuole fermarsi a studiare. Unica cosa che ho notato sulla istruzione italiana è che quando una persona finisce il suo percorso delle medie dovrebbe, secondo me, la scuola l'orientamento, perché spesso succede che le persone finiscono le scuole medie, poi vogliono andare ai superiori però non sa cosa vuole fare e quindi il padre o il genitore dice vai a fare liceo classico, però lui non vuole fare il liceo classico, lui vuole fare l'informatico, no? Spesso mi succede perché io lavorando all'ospedale tantissimi genitori vengono da me per ma dove posso mandare mio figlio? Intanto fammi parlare con tuo figlio e poi vediamo cosa vuole. Quindi l'istruzione italiana secondo me è una buona istruzione, unica cosa che secondo me si potrebbe migliorare è l'orientamento. L'orientamento, bene. Tamina, tu cosa dici di questo? Io sono maggior parte, ho studiato nel mio paese e poi anche in Italia, io ho fatto sempre serale perché sono grande, non sono potuto fare diurno, ok? Comunque è stata una bella esperienza anche di là, fatto che loro, il mio paese proprio diceva tu devi studiare solo questo, tu devi fare questo, invece qui ti accompagnano. Dicono, ok, tu non devi memorizzare, ma cerca di capire che cosa potrebbero essere per te migliore. Quindi una persona non memorizza solo le cose, ma anche impara, costruttivo, di sapere cosa stai studiando. Ecco. E l'unica cosa che non sono d'accordo di orientamento scolastico, perché il comune ottiene, ci sono dei servizi di orientamento scolastici, e le scuole, soprattutto gli insegnanti, quando trovano in difficoltà con alunni in migrazione, lo chiamano al comune, ci sono proprio il servizio, si chiama orientamento scolastico, dove vanno diciamo dei nostri colleghi, ci sono degli alunni e richiedono l'opportuno cosa deve fare, cosa non devono fare, cosa deve studiare, cosa a lui piacerebbe di fare e poi danno in direzione solita. Ok, diciamo che ci sono anche dei servizi che possono aiutare. Magari non sono così conosciuti, ma esatto, ma ci sono. Però l'unica cosa che ho visto quando lavoravo per il comune di Venezia all'epoca e facevo affiancamenti alla scolastica, diciamo, di diverse scuole, ho visto l'unica cosa per i bambini migrati neoarrivati, appena arrivano, diciamo, inserimento in classe. In quel momento ci sono dei problemi dalla parte degli insegnanti perché loro vogliono, tu devi imparare subito, tu inserisci subito in classe. Non è così semplice, soprattutto i bambini. Richiede molta pazienza, soprattutto perché sono bambini, ripeto, la tradizione, e il punto di vista, il modo di vedere proprio il proprio paese, la lingua e la barriera che crea. C'è un bambino che non lo sa niente, quindi richiede tanta pazienza. In questo caso non bisogna subito chiamare i genitori, il tuo bambino non capisce niente. No,
ci vuole un po' di tempo, tanto tempo, perché è un bambino, richiede pazienza. In questo caso io direi molto utile per i bambini migranti, perché loro cominciano a investire la sua vita qui in un altro paese. Già il maggior forza che ha fatto lasciare proprio il loro paese. Ecco. Bene, molto chiaro. Arriviamo a qualche ultimo argomento. Andiamo anche un po' sulle differenze, no? Differenze con la società locale, no? Allora, la gran parte delle persone del Bangladesh immigrate qui sono musulmani. Sì. Cosa vuol dire essere musulmani in una città come Mestre? Cosa vuol dire? Allora, essere musulmano per noi è un onore, prima di tutto. Dopodiché, come tu ben sai, non ci sono delle strutture diciamo a norma, diciamo bene strutturate. So bene. E tu sai benissimo questo argomento, è un argomento delicatissimo e dove io in prima persona sto lavorando per cercare di trovare delle soluzioni. Essere musulmano Nella vita quotidiana. Vuol dire avere uno spazio dove andare a pregare, che attualmente ci sono, ma non li considero proprio dei luoghi di culto. Fare dei sacrifici, perché ci sono delle regole che sono diverse da dove veniamo, nel senso comunque in Bangladesh venerdì non si lavora, o se si lavora mezza giornata, e quindi in Italia che la preghiera per i musulmani è quella più importante, è il venerdì, quindi è un sacrificio. E non poter pregare, tante persone a volte prendono anche delle ore di permesso per andare a 2 orette, 3 orette a pregare, poi ritornare di nuovo alla Fincantieri o in un ristorante, quindi fare dei sacrifici. La cosa più che mi sta a cuore è uno spazio. E poi un'altra cosa che adesso io ero molto lontano dall'Islam, mi sono avvicinato di nuovo da poco, da un po' di annetti, e quindi ho notato tantissime cose che non vanno bene, ma non vanno bene perché secondo me nessuno, oppure se qualcuno ha cercato di cambiare, di migliorare un po', non è riuscito perché non ha trovato la giusta via. E la giusta via, cosa intendo per giusta via? La giusta via intendo che comunque quando io voglio fare una struttura oppure voglio praticare la mia fede, io devo avere comunque anche la possibilità di praticare in pace, perché la fede deve essere una cosa pacifica e interiore e molto personale. Io per praticare la mia fede devo comunque avere un luogo, però avere un luogo non vuol dire mi metto dove voglio io, no, assolutamente. Io devo avere un luogo dove non do fastidio ad altre persone e dove altre persone non danno fastidio a me. Quindi questa è una cosa molto importante, la convivenza pacifica, perché quando la convivenza diventa una convivenza ostile, perché io sto sotto casa tua, mi apro un piccolo posto per pregare e si radunano le persone, è ovvio che a qualsiasi persona darebbe fastidio. Quindi questa è una cosa che secondo me è una barriera che dobbiamo abbattere, e comunque io cercherò di coinvolgere il comune, le istituzioni, la regione, quello che è. E la società civile. E la società civile soprattutto, perché è importante, e comunque di trovare un accordo in modo che comunque di non dare fastidio alla cittadinanza e di non creare problemi. Quindi un posto di culto riconosciuto e in regola, in norma con le leggi locali. Benissimo, altra anticipazione, il quarto incontro sarà sulle minoranze religiose, quindi avremo anche persone di diverse religioni e quindi Mestre Multiculturale aprirà una piccola finestra su questo. Camina, rispetto al tema delle religioni, ma i musulmani frequentano anche le altre persone di altre religioni oppure no? Hindu, buddisti, sì, cristiani? Io direi di sì, i musulmani, e soprattutto è un essere stereotipo che pensino, scusami, utilizzo la parola italiani, che ha paura di musulmani, ha un stereotipo, pensano i musulmani sono terroristi, ma non è proprio così. I musulmani, anche io sono musulmana, non uccido nessuno. Anzi, nessuna parte del Corano ha descritto che i musulmani debba uccidere a qualcuno, ok?
E l'uomo che ha creato, diciamo, istruzione dove va meglio, tipo essere cristiano non è uno stereotipo. Io sono stata anche chiesa, io sono stata anche templi, io sono stata delle diverse parti. Sinceramente quando festeggiano in templi a induisti, quando mi invitano io sarò presente lì. Cioè per me essere umana c'è una cosa fondamentale, poi arriviamo alle cose religiose, giusto? E poi anche i bengalesi, il problema è i musulmani, chiamiamo musulmani, cioè l'imam non parla nemmeno italiano, allora loro hanno paura, sempre parlo degli ostacoli, delle barriere, degli Quindi linguistici. dovrebbero parlare italiano. Sì, dovranno dire, far capire anche a voi che cosa è essere musulmano, non essere musulmano adesso dovete convertire, dovete diventare musulmano, no, richiede anche minimamente apertura mentale, la curiosità chiede anche di capire un testi sacri, cosa significa, stai facendo la preghiera. Secondo me una cosa deve essere reciproco, diciamo entrambi le parti, diciamo. Io cito in questo il fatto che esiste anche un gruppo che si chiama Fraternità Cristiano-Musulmana che sta facendo anche un dialogo di tipo teologico o comunque di dialogo tra diverse religioni, soprattutto tra queste due, ed è a Marghera. Ultima cosa, mi interessa approfondire con voi, perché abbiamo vissuto, io in particolare, ma tutta questa città ha vissuto l'arrivo negli anni 90 delle prime persone del Bangladesh, il fatto che hanno individuato delle nicchie economiche di lavoro che potevano attirare altri, no? Perché non è una preferenza di andare al figatiere, è un'opportunità, ma moltissimi delle persone del Bangladesh, per esempio, praticano il commercio, hanno molta propensione per il commercio, addirittura alcuni lavoravano nel commercio anche nel paese di origine e quindi sono molto più propensi a questo tipo di economia. Quindi sono venuti qui, hanno vissuto anche duramente la crisi economica, no? Cioè, molti, quando noi parliamo di persone che vanno a abitare insieme, come avete detto voi, ci sono andate per necessità, perché dovevano condividere gli affitti, perché le spese dovevano reggere, no? E poi però c'è un fenomeno che è successo, no? Che voi sapete bene. Quando si arriva a una fase della migrazione come questa, cioè quando si passano 10, 15, 20, 25 anni, le persone acquisiscono la cittadinanza italiana e allora qui si apre una gamma di possibilità. E quindi io ti chiedo, ma allora Mestre, resterà una città in cui le famiglie Bangla che sono arrivate resteranno? O continuerà questa migrazione verso Londra, verso grazie altri? al Brexit non si può. Grazie al Brexit non si può. Secondo me molti sono andati, sì, quelli che io ho se conosciuto. posso dare una mia opinione, secondo me è una cosa sbagliata, perché una persona che viene qua, si è stabilizzato in questo paese e ha comunque una stabilità economica, una stabilità familiare, di amicizia, relazione, eccetera, lascia di nuovo tutto questo che si è creato per andare di nuovo in Inghilterra, opinione mia, è una follia. Però, come dici te, a volte c'è l'istinto di andare di Cos'è che attira di Londra? Ecco, una cosa che attira, come ti dicevo prima, l'istruzione. Perché tantissimi sono convinti che in Inghilterra c'è un'istruzione superiore in Italia. E poi c'è un'altra cosa che secondo me lo ritengo una cosa sbagliata, è il benefit che c'è in Inghilterra, Il welfare, che praticamente le persone, il governo inglese incentiva le persone che se non sei a posto economicamente ti paghiamo metà affitto, metà questo, metà quello, quindi le persone che vanno là hanno questa garanzia, quindi è un ulteriore modo per andare. Quando c'era l'Unione Europea, che era collegata, adesso c'è Brexit, quindi non si fa più questa roba e quindi rimarranno qua. Per fortuna e per sfortuna di qualcun altro. O per scelta. O per scelta. Tamina, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? No, Andrai a Londra? No, io rimarrò qui, in Italia. Con felicità, spero. Con felicità. Ecco, benissimo. Vogliamo aggiungere qualcos'altro su Mestre? Cosa pensate di Mestre? Ecco, Mestre io lo conosco, l'ho vissuto e lo sto vivendo, e è una città che è cambiata molto. È una città che è cambiata molto.
in certi sensi in positivo, in certi sensi in negativo. Una cosa che mi piacerebbe molto è vedere Via Piave pulita e ordinata come era una volta. Io adesso, quando io che ho origini bengalesi, anche se sono cittadino italiano, io che ho origini bengalesi, io quando mi fermo con la macchina, esco perché devo incontrare un amico oppure devo prendere qualcosa da mangiare, mi fermano le persone a chiedere se voglio la droga. E io non gli rispondo nemmeno e mi guardo male. È una cosa che vorrei che cambiasse, e visto che siamo qua facciamo anche un appello alle istituzioni se possono dare una mano a risolvere questa soluzione. Bene. Tamina, tu cosa ci dici di Mestre? Cosa ti sembra? Oddio, sono stata la maggior parte, sono stata a Venezia. Abitato a Venezia? Sì, San Basilio, quindi di Mestre adesso vivo, diciamo terraferma, mi manca un sacco a Venezia, perché a Venezia sentivo la mia casa mia, era, cioè talmente quando dormivo, un silenzio che qua non lo trovo. Ecco. Va bene, pareri diversi su Mestre. Sì. Io credo che con queste impressioni, rappresentazioni possiamo finire la nostra conversazione, che potrebbe continuare ancora tantissimo, perché ci sono tantissime cose e tantissime curiosità. Non è detto che non le approfondiamo, va bene? Volentieri, quando volete, almeno la mia disponibilità sapete che c'è. Grazie Prince e grazie. Grazie a voi, grazie a voi, Mestre Mia grazie. per l'opportunità.